paese. Abbiamo messo in piedi questo progetto già da inizio gennaio, che periodicamente sorvoliamo il Pra dei Gai con il drone per individuare rifiuti di ogni tipo. Abbiamo una provinciale che ci attraversa, quindi qualcuno butta dal finestrino, altri invece si impegnano e riescono a portarli proprio anche all'interno, quindi facendo della strada. Ecovandali o semplicemente ecofurbi, di certo con senso civico pari allo zero, questo l'identikit di chi tratta l'area di Pra dei Gai a cavallo tra Mansuè e Porto Bufalè sulla strada per il Friuli come una discarica a cielo aperto. Da qui la task force messa in piedi dal comune, in prima fila due assessori, Eric Anzanello con il suo drone e Riccardo Vendramini, 19 anni appena, noto anche per essere l'assessore comunale più giovane d'Italia. Abbiamo diversi volontari che, oltre ad aiutarci nel campo, anche ci aiutano nella segnalazione di questi rifiuti. Noi purtroppo siamo in 4 più 1 in giunta e non potremo avere occhi ovunque. Questa mattina sì, batterie, cassette di legno, plastica, vetro, lattine, insomma anche pannolini, un po' di tutto. E grazie al drone non solo si scovano rifiuti nei meandri più nascosti, ma anche gli indirizzi degli ecofurbetti. L'ultimo si è visto recapitare una multa da 500 euro con la furbizia diventata presto mestizia. Leonio Milan, sindaco di Mansuè, lancia un appello forte e chiaro. Insisto nel dire: non portate i vostri rifiuti sui GAI. Vi stiamo tenendo d'occhio con il drone. Drone cui presto si aggiungeranno delle fototrappole. Insomma, tutti avvisati, soprattutto i turisti dell'immondizia, chi lungo il corso dell'Ivenza, per farla franca, scavalla comune e regione. Non sono i mansuetani che lasciano i Pra dei Gai, perché il lupo non fa mai danni in casa propria. Quindi io ho già fatto le scorse settimane